L'immancabile Alberto Rodriguez, lui vive di calcio a 5 e allena, oltre che la prima squadra, segue tutto il settore giovanile e allena anche questi pulcini che sono alle nostre spalle. Con quali soddisfazioni? Con tantissime perché hanno un'età nella quale loro sono espugne e tutto quello che le dici loro percepiscono subito. È veramente una gioia seguire anche questi gruppi là. Tra l'altro sono ragazzi che già c'erano con noi l'anno scorso, hanno fatto l'anno scorso anche il campionato primaverile, quest'anno stanno facendo questo campionato autunnale, invernale, diciamolo così, e oggi abbiamo anche un bel derby perché giochiamo contro i cugini, i fratelli del Calcio Padova. Senti, grande soddisfazione dicevamo a seguire questi ragazzini, ma tutto, e così ne parlavamo anche con De Vio, tutto in prospettiva di far crescere questi ragazzi per portarli poi non solo alle squadre maggiori del settore giovanile ma anche alla prima squadra. Assolutamente sì, l'idea è lavorare come tu ben stai dicendo, con questo settore giovanile, ragazzi che iniziano dai primi calci, da piccolissimi amici che già stanno giocando anche i loro campionati, sono qua in altri campi come l'abbiamo visto prima che già stanno giocando. L'idea è fare un percorso con loro di una scuola calcio, un settore giovanile, augurandoci che in un futuro possano arrivare anche in prima squadra, e io penso che ci sono tutte le possibilità perché così ci sia, e speriamo che possa essere un percorso bello lungo con tutti. Un motivo per cui un ragazzino di 8 anni dovrebbe scegliere il calcio a 5 e non il calcio a 11? Soprattutto se gioca in spazi ridotti a livello cognitivo, subito iniziamo i bambini a farli pensare tantissimo con la metodologia che applichiamo, poi anche quest'età diciamo che è più comodo soprattutto anche in queste situazioni adesso qua dell'inverno, no? Di stare sempre al coperto con i campi riscaldati. Io penso che è un vantaggio, e poi interreagire tra discipline sportive diverse alla fine ai bambini fa soltanto che crescere, cioè non dico calcio a 5 soltanto, potrebbe essere anche non so, atletica leggera, potrebbe essere anche karate, non so, per dire altre discipline, cioè il bambino da piccolo più disciplina pratica, alla fine sicuramente sono cose non controproducenti come magari qualcuno pensa, secondo me sono cose positive per la loro crescita. Siamo venuti a trovarvi qui al Centro Vertigo, che è un po' l'anima, il cuore del Padova Calcio a 5, e abbiamo potuto notare quello che è il grande movimento che avete messo in piedi. Tra l'altro oggi, come avete visto, stiamo qua giocando con piccolissimi amici, primi calci, pulcini. Domani giocheranno anche Sordienti, li ho visto prima, bambini del 2010-2011, qualcuno 2012 che stanno giocando partitine, il mini calcio, che loro giocano a calcio, mini calcio, non so come si chiama, giocano 3 contro 3, adesso giocano i pulcini, poi giocheranno anche i primi calci, diciamo una grande soddisfazione, alla fine ovunque respiri si respira aria di sport, e io penso che lo sport fa tutto che bene. Ecco. Padova Calcio a 5 è la vera entità del calcio a 5 a Padova. Padova Calcio a 5 è una società molto solida, dalla scuola calcio settore giovanile alla prima squadra, che è partita dall'anno scorso. Diciamo il movimento che abbiamo penso che è bello ampio, grande, ci sono tante famiglie che sono qua con noi e che hanno molto piacere di seguirci e di portare i loro figli a giocare queste partite. Non ci fermiamo qui, vogliamo continuare avanti a migliorare sotto tutti gli aspetti, perché sappiamo che abbiamo tante cose da migliorare, però non ci mancano le forze per lavorare. Siete già arrivati a 200 ragazzi, però le prospettive sono di ulteriore crescita, avete aperto nuove sedi, quindi anche a Piove di Sacco, quindi insomma in continua espansione. Sì, siamo a Piove di Sacco, lo stesso che siamo la parte ovest a Sarmeola, e siamo a Macerà, siamo alla Guizza, però sì, abbiamo un bel numero di bambini, dei tesserati. E non c'è nessun altro a Padova? E non c'è nessun altro a Padova, no.